Pesci e tangenti. Una storia davvero curiosa quella che riguarda l'Agenzia delle Entrate di Agrigento, stando alle dichiarazioni di un ufficiale della Guardia di Finanza, secondo il quale l'inchiesta che riguarda appunto l'ufficio finanziario agrigentino sarebbe scaturita da una cassetta di pesce sospetta. Pesce fresco di giornata, è da pensare. Non avevamo mai sospettato che i dirigenti e i funzionari dell'Agenzia delle Entrate, con cui avevamo rapporti istituzionali e lavoravamo in sinergia, ha riferito l'ufficiale delle Fiamme Gialle, potessero essere corrotti o intascare tangenti. A parlare ai giudici sul giro di tangenti all'Agenzia delle Entrate di Agrigento è il colonnello Antonio Cegere. Ho effettuato 2 pedinamenti, dice l'ufficiale della Guardia di Finanza, e ho visto che un consulente regalava una cassetta di pesce al direttore dell'Agenzia delle Entrate Pietro Pasquale Leto. Abbiamo capito che bisognava approfondire questi rapporti. Possiamo dire, alla luce di quanto riferito, che quel pesce invece alla fine puzzava di brutto. Sotto la lente di ingrandimento anche un funzionario dell'agenzia che dal consulente ha ricevuto un PC. Sotto indagine ci sarebbe anche una sponsorizzazione in favore di una società vicina allo stesso funzionario. Gli imputati sono 12 e torneranno in aula il prossimo 19 novembre.